proiezione verso il futuro, vai, facciamolo. Lo faccio con un po' di brivido, Massimo, perché è un conteggio a cui teniamo molto. Si parla di 2 ruote, si parla di bicicletta. Fra solamente 6 giorni, 8 ore, 36 minuti e 57 secondi parte la gara su pista del campionato del mondo di bicicletta, i mondiali di ciclismo in Australia. Noi da lì siamo partiti e ci siamo fatti una domanda. La domanda è questa: la bicicletta salverà il mondo? La bicicletta è quella di tutti i giorni? Facciamo sempre domande così noi. Ma ci piace così lavorare sulle piccole domande. E allora abbiamo un uomo che rappresenta la possibilità della bicicletta anche qui alla RAI, che sta avanti, Bruno Pizzol. Un mito in bicicletta, una leggenda dello sport. È arrivato in bicicletta, Pizzol. Giro, dove sono i freni? È stata la voce delle partite della nazionale di calcio dal 1986 al 2002, gli anni nei quali agli azzurri non ne andava bene una, ma nessuno gliel'ha mai rimproverato. Non ha la patente, da sempre si muove su 2 ruote e ha appena vinto il premio Pensieri e Pedali. Ecco perché l'abbiamo invitato a Caternoster per parlare del mondo della bicicletta e dei mondiali di ciclismo. Raccontano chi è. E a questo Bruno, punto, benvenuto. Grazie di essere venuto. Lei è venuto in bicicletta perché teme per la sicurezza del mezzo qui a Milano? No, sono venuto in bicicletta perché da sempre è il mio mezzo di locomozione personale. Io non ho la patente automobilistica, sono sempre andato in giro in bicicletta. Ovviamente quando i percorsi sono tali da consentirmi di arrivare pedalando, però credo che, io non dico che siamo sicuri che la bicicletta salverà il mondo, ma sul piano del traffico ecocompatibile andare un po' di più in bicicletta sarebbe una soluzione. No, ma la portava sempre con sé in studio anche quando lavorava alla RAI o la lasciava sotto? 40 anni, l'ho sempre lasciata sotto e per la prima volta sono venuto su allo studio. Abbiamo dovuto fare tutta una serie di trafile burocratiche perché non si può portare corpi estranei. Ma che scherza? C'è la settimana della moda a Milano e conviene starci attenti. Devo dire però che in 40 anni ovviamente di biciclette me ne hanno rubate abbastanza, direi con cadenze biennali, ogni 2 anni una bicicletta, però qui davanti alla RAI non me l'hanno mai rubata. La RAI è un territorio sicuro, però questo è stasera che l'ho meraviglioso. portata dentro, sa cosa mi ha detto un usciere? Non te l'hanno rubata perché la lasciavi fuori, se la portavi dentro. Ma Pizzol, ma guardi che è ancora la RAI di una volta, è ancora la sua cara vecchia RAI, non dica così. Ci dica piuttosto, lei è proprio ciclista integralista, cioè non ha mai preso in considerazione l'ipotesi di usare un'automobile, un motorino una volta? No, nemmeno il motorino, sempre la bicicletta, evidentemente perché non ho una grande passione per i motori, poi perché le circostanze mi hanno consentito di fare una scelta che può sembrare anche aristocratica, perché uno deve potersi permettere di non avere la macchina, no? Ma così magari sfruttando prima gli amici, poi mia moglie e i figli, quando mi serve la macchina mi faccio portare da loro, altrimenti vado in bicicletta. Bruno, lei è stato forse un precursore, uno che ha attraversato i tempi, però forse il professor Mannheimer, che a volte va sulla bicicletta anche lui, ci dice qualcosa dei numeri del pianeta bicicletta che è in fervente mutamento. Mannheimer, lei ce li ha dei numeri anche su questo, sulla bicicletta? Io ho i numeri su ogni cosa, mi domando come fate a sapere che vado in bicicletta, mi avrete visto? Anche lei? Sì, io traballo però, vado così, sono troppo grasso. E non lo vede mai Pizzul quando va in giro? Ogni tanto mi è sembrato di vederlo, ma io traballavo, ero già per terra. Metta le routine. Non è che io vado dritto, professore. I numeri. Noi siamo per numero di biciclette il 6º paese al mondo. Il più importante è la Cina, che ha 450 milioni di biciclette. Poi gli Stati Uniti, il Giappone, la Germania e l'India con 63 milioni. Noi abbiamo circa 30 milioni di biciclette, quindi una quantità enorme che serve sia per circolare, sia l'ultima moda è di fare proprio del turismo in bicicletta, fare i giri, ci sono degli alberghi di biciclette e così via, è sempre più diffuso per turismo e anche nelle città, a Milano dove sono io per esempio, per via del traffico, c'è questo servizio di biciclette in affitto del comune che funziona benissimo per esempio. Il bike sharing, però sì. Mannheimer, e lo chiedo anche a Pizzul a questo punto, è vero che abbiamo tante biciclette, però milioni e milioni di biciclette giacciono nelle cantine inutilizzate. Sì, è vero, il più delle volte la bicicletta viene utilizzata magari nel fine settimana, la domenica per andare a fare una gitarella fuori porta, laddove invece sarebbe opportuno che venisse utilizzata come mezzo di locomozione quotidiano, come avviene in altri paesi. Tutti i giorni. Evidentemente il professor Mannheimer ci ha dato una graduatoria nella quale noi siamo al 5º posto, mi pare, nel mondo, 6º. Però ci sono paesi come l'Olanda, per esempio, dove
essendoci meno abitanti ci saranno anche meno biciclette, però la vanno tutti in bicicletta, ma lì... con un sistema di piste ciclabili tale che invoglia anche andare in giro. Mannheimer chiede la parola. No, volevo dire che lì ci sono appunto le piste ciclabili, se prova come ha provato Pizzola ad andare in giro per Milano come faccio io sul pavé, babam, 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 tutte le volte è come o suicidarsi o comunque farsi molto male in molte parti del corpo che non vi descrivo. Lo prenda come un massaggio. Grazie. Riondino. Lei è ciclista, Riondino? No, grazie a Dio no, e andai su una bicicletta, quelle con le rotine, le sì. rotine. Poi mi lasciarono, mi accorsi che non mi teneva più quello che mi insegnava e caddi subito. Però è pericoloso andare in bicicletta. Io ho molti amici cicloturisti che vanno in giro in bicicletta, fanno le strade bianche, le Chianti, e sono tutti caduti almeno una volta e si sono schiantati diverse ossa. Ma no, non dica così. E io anche una volta a Amsterdam sono stato quasi travolto da un ciclista, da una donna di Amsterdam, che vanno come pazzi su delle biciclette Non enormi. è vero. Sicuramente tu andavi in Olanda, non hanno le piste ciclabili come da noi, che per avere la pista ciclabile occorre coinvolgere un architetto di chiara fama. In Olanda, dove c'è il marciapiede, metà è per i ciclisti e metà per i pedoni. Tu sei andato dalla parte dei ciclisti e giustamente l'altra volta. L'ipotesi è che Riondino in Olanda avesse attraversato altre piste ciclabili. Noi però possiamo guardare, è un'ipotesi. Era il ciclista. Possiamo guardare un pezzetto di futuro con l'importanza della bicicletta attraverso un uomo con la piccozza e la bicicletta, è il nostro Tozzi. Sentiamolo. Anche lui dal futuro, dal 2016. Oggi un sacco di collegamenti dal futuro. Buonasera Cirri, buonasera Solibello e soprattutto buonasera da un futuro migliore. Oggi, 21 aprile 2016, una data importante per l'umanità intera e per il nostro paese. Finalmente è stata bandita da tutto il territorio nazionale la circolazione dei mezzi alimentati da un motore a scoppio ad uso privato. Una data importantissima, non soltanto perché ci liberiamo finalmente dal traffico, che non è che ci ha unito come pensavamo, ci ha casomai diviso, alienato, fatto incavolare molte volte, ma ci libera soprattutto dall'inquinamento dell'aria. Tutti gli ossidi di carbonio, quelli che inquinano direttamente i nostri polmoni e quelli che surriscaldano l'atmosfera, con anidride carbonica, gli ossidi d'azoto e soprattutto le polveri sottili e ultrasottili che entrano ormai in contatto direttamente con il sangue e i polmoni, non possono essere filtrati da alcun aggeggio tecnico. Dunque questa è una data importante. Oggi, finalmente, grazie a un progetto internazionale coordinato dalla mia modesta persona, siamo riusciti soltanto in 3 anni a capovolgere la situazione, a stravolgerla, a cambiarla completamente. Il sistema dei trasporti è stato interamente riformato. Quasi tutte le merci viaggiano finalmente su rotaie, non più su gomma come invece avveniva, e in più si sfruttano quelle vere e proprie autostrade del mare che soprattutto nel Mediterraneo sono importantissime. Ricordiamoci sempre che un cavallo vapore marino trasporta 4.000 kg di merci, uno terrestre solo 150, non conveniva, io non so perché non lo abbiamo capito prima. Abbiamo spostato le modalità di trasporto semplicemente con un po' di buona volontà e qualche legge oculata e abbiamo scelto mezzi alternativi, flessibili, che possano tenersi insieme, per esempio ferro, cioè il treno, e bicicletta. La bicicletta è veramente il monumento all'ingegno umano, altro che l'automobile. Un'automobile deve spostare 2000 kg di ferraglia e plastica prima di muovere 80 kg di ciccia. Una bicicletta invece solo 13, è molto più efficiente nei brevi percorsi, soprattutto non inquina, ci permette di stare in linea, è veramente il mezzo del futuro, se non fosse che è un mezzo inventato dagli uomini molto tempo fa. Che è incredibile, Massimo, il futuro che stiamo prospettando oggi, perché abbiamo una Mara Maionchi diventata ministro dello sviluppo economico, un Mario Tozzi che ha risolto il problema della mobilità, della viabilità. Se la Maionchi va in bicicletta siamo a posto, Pizzo, la bicicletta è anche un po', come dire, uno status symbol, qualcosa del genere, una cosa un po' da persone che vogliono mostrarsi? Ultimamente si ha la sensazione, no, che sia una specie di status symbol, ma per lunghi anni invece molti non andavano in bicicletta perché quasi si vergognavano di far vedere che non avevano un altro mezzo di locomozione. Sembrava una cosa da poveri. Adesso c'è questa rivalutazione, così come non si può dimenticare che agli esordi le prime biciclette che circolavano erano guardate con molto sospetto dai benpensanti, i quali sostenevano che i ladri e i mariuoli, dopo aver fatto il colpo, prendevano la bicicletta e se ne andavano e chi li prendeva più? Era non diciamolo di Pietro questo, come un problema sociale, ma questo è storicamente provato. Adesso invece probabilmente uno, se la usa, si rende conto anche che è estremamente comoda. Io qui a Milano sono abbastanza noto per essere, quando ci sono degli incontri, delle cose,
tra i più puntuali, perché vado in bicicletta io so quanto sto. Sempre Quando in sono orario. arrivato a un palo per legarla so, ma con la macchina, il traffico, non sai dove metterla, le multe e via Figuriamoci dicendo. in questi giorni È chiaro che che ci vuole la moda. Non è un gesto di grande valore atletico andare in giro per Milano in bicicletta, però denota un certo sprezzo del pericolo. E anche coraggio. Proviamo a seguire un attimo invece a capire come è messa l'America, gli Stati Uniti, un pezzo di futuro dell'Occidente con la questione della bicicletta. Antonio Di Bella. Sì, l'ha detto bene Pizzul, c'è stato un boom, si rischia andare in bicicletta e a New York, capitale per emblema della macchina, nel 2009 è stato un grande boom. Vediamo queste immagini, vediamo prima il boom delle biciclette e il rischio che correvano i ciclisti nel traffico newyorkese e dopodiché cosa hanno pensato di fare i newyorkesi? Ecco, questi che sono delle corsie apposite, cioè hanno costruito, pensate, in 3 anni 100 km ogni anno di corsie privilegiate. Questa era la strada prima e questo invece è quello che è adesso, cioè non soltanto corsie con divisioni, ecco questo è un incrocio pericoloso per il ciclista prima e poi dopo con le barriere addirittura. È semplice.